Serie B2 femminile c'è una società che alla terza stagione in categoria ha deciso di porsi un obiettivo ambizioso. Parliamo della godigese CIM di Castello di Godego, che quest'anno vorrebbe giocarsi i play-off promozione. La società all'inizio dell'anno ci ha chiesto di andare ai play-off e di puntare al terzo posto in classifica. Tentiamo in tutte le maniere di arrivare al nostro obiettivo, speriamo dunque che alla fine, con l'impegno che ci mettiamo, raggiungeremo questo obiettivo. In effetti la godigese ha i play-off a portata di mano, ma mancano ancora 4 incontri. Per raggiungerli qualcosa è cambiato rispetto all'anno scorso. Quanto cambia? A livello tecnico molto, abbiamo un buon allenatore tecnicamente, tatticamente, siamo contenti di questo. Le atlete sì, l'unico problema è un po' di infortunio vario, però noi comunque puntiamo come squadra ad essere unite, cercare sempre di andare al meglio delle partite, fare il nostro meglio. Pubblico che sostiene la squadra, organico competitivo e presidente da 25 anni al timone della società. A Godego i presupposti per far bene non mancano. Ci speriamo sui play-off, quello che il nostro obiettivo era i play-off. Speriamo di acquisire la possibilità di andare ai play-off e dopo ce la giocheremo. Ad inizio stagione la godigese CIM non si è nascosta. Le prospettive erano proprio quelle di conquistare la terza piazza. Sì, le prospettive o gli obiettivi sono confermati. Diciamo che l'intenzione era quella di lottare per arrivare nelle prime 3 posizioni e lo stiamo facendo tutto sommato, no? Io mi ricordo che all'inizio dell'anno in un'intervista avevo dichiarato che a mio avviso le squadre maggiormente accreditate erano l'Olivieri, il Cerea e il Noventa quella volta, perché aveva un organico diverso da quello che ha adesso, purtroppo per loro, diciamo, e che la mia speranza era quella, qualora una di queste squadre inciampasse, di poter approfittare e inserirmi nella lotta. Siamo lì a lottare insieme al Montecchio, che ha fatto e sta facendo un gran campionato, e complimenti a loro veramente, e adesso vedremo come andrà a finire. La punta di diamante della squadra è Cristina Montico, arrivata a Godego per il grande obiettivo. Obiettivo di fare il meglio possibile, sicuramente stiamo facendo una buona stagione, siamo lì in lotta per i play-off, noi ci crediamo. Alla godigese, come il presidente, anche il main sponsor è una presenza storica. Parliamo della CIM, azienda proprio di Castello di Godego. L'azienda si occupa di costruzione a base di espansione a membrana, doppia membrana e altre componenti nel settore idrotermo sanitario. La vicenda è cominciata molti anni fa, per caso o per scherzo, non mi ricordo quanti anni fa sinceramente. Devo dire che poi è continuata negli anni, dando fiducia comunque a questa squadra e al presidente, perché si è sempre comportata bene nei campionati. Adesso ci troviamo in questo campionato di Serie B, abbiamo raggiunto la terza posizione e speriamo che nel finale di raggiungere obiettivi migliori. Il supporto degli sponsor è fondamentale per poter ambire ad alte categorie. A Godego tutti sono consapevoli di questo. Questo è molto importante. Io spero che ci sia sempre, perché oggi come oggi è molto importante avere della gente che ti sostiene come la CIM. Speriamo.